Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Giochiamo contro l'Asker albanese. Giochiamo questa mossa rara che dovrebbe essere l'apertura di Nimzovic, credo. E ok, di 4 è la mossa più naturale perché ogni volta che il nostro avversario non ci impedisce di mettere il centro così forte con i pedoni, è bene farla. E ok, suppongo che di 5 qui possa andare bene. E ora in caso di E5 possiamo uscire con l'alfiere, probabilmente in F5. Se mangia diventa una specie di scandinava in cui ho messo il cavallo in C6, che effettivamente non deve essere proprio il massimo. Però mi dà la possibilità di attaccare subito questo pedone di 4, quindi credo che per il momento non abbia la possibilità di guadagnare tempi sulla mia donna. Ok, sviluppiamo anche un altro alfiere. E ora su cavallo C3 potrebbe essere interessante mangiare in F3 con l'idea di attaccare la sua donna. Bisogna calcolare un po' perché, per esempio, cavallo C3, alfiere mangia, cavallo per D5, alfiere per D1, cavallo per C7. Insomma, ci sono un bel po' di casini che lui ha saggiamente evitato con alfiere 2. Semplice, semplice. Alla prossima giocherà o cavallo C3 o C4. Mosse utili. Ok, facciamo una mossa un po' strana, tipo il rocco lungo. L'idea è che qua non stavo minacciando il pedone di 4 perché sembra che dopo alfiere per donna per D4 il nero guadagni un pedone, però in realtà dopo donna per D4 il bianco avrebbe la potentissima intermedia alfiere per C6 scacco e dopo B per C6 la donna rimane sospesa e quindi perderei una donna. Ok, C4. E ora donna F5 mi sembra la mossa più standard in questa posizione. Perché propone qualche minaccia con cavallo B4, cavallo C2, si mantiene al centro. ehm, ok, magari posso giocare E5. Anche donna H5 era interessante. Ok, alfiere 3. Forse se ho alfiere 3 ho effettivamente cavallo B4. Maybe. Ok, da notare che mangiare qua non mi piace molto perché una volta che rimangia minaccia anche alfiere G4 con infilata, quindi meglio evitare. E5 è un'altra mossa abbastanza spontanea. D5 probabilmente sarebbe la sua risposta. A quel punto magari E4, con l'idea che comunque questo cavallo non è mangiabile per via dell'inchiodatura. Eh, Sul cavallo B4 immagino semplicemente cavallo A3 o mosse normali. Questa non è una minaccia fortissima. Per ora. Ok, E5. D5 è la mossa che mi aspetto perché sennò seriamente io posso prendere in considerazione di guadagnare il pedone centrale. E, e ora what to do? Un'altra mossa importante. Se alfiere B4 scacco o cavallo B4 o E4 come avevamo pensato prima. Ok, su E4 forse cavallo H4 può essere una possibilità. Anche cavallo D4 in realtà. Ah, ma su tutte le mosse penso che cambierò l'alfiere. Attaccando la sua donna. Questo è molto importante. Sottofondo anche di Co che suona la chitarra. Co è il mio coinquilino.
Ok, vediamo infatti che sul cavallo D4 io non posso rimangiare il cavallo, se no seguirebbe alfiere per G4 e guadagnerebbe la donna. Quindi devo mangiare qui. Mm, più o meno. Più o meno sì. Ok, su cavallo per D5 rimangio la sua donna, dopo re per D1 avremo pezzi pari, soltanto che avrebbe perso l'arrocco, avrebbe sicuramente qualche problema. Ok, adesso devo risolvere questo e questo problema, quindi penso che mangerò. Ma prima di mangiare do uno scacco, giusto per prendermi un po' avanti con lo sviluppo, siccome sono rimasto indietro soprattutto da questa parte. Ok, ora è giunto il momento di scambiare. Lui minaccia questa brutta cosa. Però, cavallo F6. Normal move. Ok, arrocco. Torre 8. Rafforziamo questo pedone centrale. Mettiamo la torre su una colonna abbastanza aperta. Vediamo che tutti i nostri pezzi stanno facendo qualcosa. L'unico che magari è un po' stupido è l'alfiere B4 che può cambiarsi per il cavallo di 2 oppure venire ridislocato in D6 dove può creare delle minacce sul suo re. Infatti è quello che farò perché altrimenti la sua minaccia è C5, dopo la quale il mio alfiere è proprio incastrato nel suo schieramento e verrà successivamente attaccato. Quindi giocherò alfiere D6. Adesso si crea qualche minaccia diretta sul suo re. Non so se ci sia già qualche sacrificio, ma non è così impossibile. E in caso di C5, ok, lui si farebbe molto avanti da questo lato, dove avevo il re, quindi sono abbastanza preoccupato. Però in realtà allo stesso tempo indebolisce molto l'altro pedone centrale che ha. E se dovesse cadere D5, secondo me tutta la sua posizione non sarebbe così convincente. Quindi o ha qualcosa di serio, subito, molto veloce, per esempio C5, alfiere via C6, oppure secondo me C5 non è la mossa giusta. Tra l'altro su C5 lui deve valutare anche il sacrificio qua, come stavamo dicendo. Per esempio C5 alfiere per H2, re per H2, cavallo G4, scacco, e ok, nella sua versione più semplice il re torna in G1 e dopo donna H5 il mio avversario fa veramente fatica a trovare una difesa al matto in H2. Magari dopo la vediamo alla fine della partita se qualcuno non c'è stato troppo dietro. Ok, dopo G3. mm, ok, questo alfiere diventa molto meno efficace, però è anche vero che G3 è un grave indebolimento della sua posizione del re. Tra l'altro, l'alfiere delle case chiare, che starebbe bene in G2 per coprire le due debolezze che si è appena creato, non c'è più sulla scacchiera, quindi questa e questa casa saranno per sempre deboli. Elimina il mio cavallo. Questa mossa ha senso perché la mia minaccia era parecchio forte ed era cavallo G4 semplicemente minacciando matto in H2. E ok, lui è arrivato a spingere in C5. Ok, vediamo se abbiamo qualche possibilità perché effettivamente C6 la prossima mossa mi darà parecchi problemi. Eh, mm, mm, mm. Ok, uno dei miei piani è giocare torre 5, torre H5, sempre per creare del gioco sul lato di re, ma non sembra esserci niente del genere. Forse alfiere per sacrificio, cavallo per e torre. No, scusami.
Cioè, scusami, siete migliaia, quindi scusate. Presa, presa, torre per D5. Questa potrebbe essere interessante se più... No, a donna B5 questa variante che difende il cavallo e contrattacca in B7, quindi niente da fare. Niente da fare. Non mi ispira. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Si fa... Si fa forte questo attacco suo. Adesso C6, probabilmente donna B5. Esatto, C6 probabilmente devo giocare torre per D5. Almeno eliminare questo pedone. E in caso di presa re B8, mossa importante. Perché in caso di re per B7 il mio re sarebbe stato davvero troppo debole. Invece in questa situazione il pedone in B7 mi fa da scudo. Perché anche se dovesse, non so, arrivare con donna B5, cavallo C5, comunque questo pedone non lo potrebbe mangiare. Quindi, ok, sicuramente mi difenderà per qualche mossa. Donna per E4. Torre di 8. Ora il piano diventa... Cioè rimane sempre liberarmi di questo alfiere e far passare la torre di qua. Anche se sarà parecchio complicato. Anche questa partita mi sa che non è andata per il verso giusto. Penso che un piccolo margine ce l'abbia lui. Anche se è una posizione molto aperta a tutti i risultati. Direi di giocare anche questa, sembra buona. F5, F4, idea di rompere le scatole con F3 o la presa in G3. Tanto l'alfiere in E5 adesso sta facendo buona guardia al pedone C7, che è un po' il più debole del mio arrocco. E vediamo come reagirà lui a questo F5 dove metterà la regina. Esatto, donna B4 può andare bene. Ehm, L'idea immagino che sia cavallo C5 e cavallo A6 matto, qualcosa così. Però dopo F4 io sia che lui voglia fare questo matto qua o questo matto qua, io darò la torre per il cavallo e dopo spingerò in F3, creando questa situazione di matto imparabile, perché donna G2 non sarà più parabile come matto. Quindi vediamo se si inventerà qualcosa o mi lascerà questa spinta mortale. Secondo me se l'è complicata un po'. Se torna in E4 posso giocare F5 ancora, forse, ma non credo abbia troppo senso, perché a quel punto tornerebbe indietro qua o qua. Se donna E4... Boh, forse mangio in G3 a quel punto. Ah, non ci voglio di pensarci, vediamo prima cosa fa. Che magari gioca cavallo C5, presa, presa, e si becca F3 e basta, fine. Ma in realtà ci sta pensando parecchio, quindi immagino che l'abbia vista e troverà una difesa da campione. In realtà non vedo molto oltre a donna E4. Infatti. Mm, Era meglio se non la vedeva. Ok, per esempio alfiere per B2 può essere sensata giusto per far passare la torre da questa parte, anche se la donna che torna in G2 è una cosa che vorrei evitare.
Mm. Poi l'alfiere in E5 mi piaceva particolarmente. Che mi difendeva qua, mi creava delle minaccette. Ah, giusto. Torniamo a calcolare questa presa. Per esempio, se mangia col pedone F... eh, vabbè, intanto è che volevo tenermi la possibilità anche di giocare F3. E niente, devo iniziare a muovermi perché il tempo sta finendo. Vediamo se andare con questo sacrificio o se non ne vale la pena. Però, dai, secondo me potrebbe essere la cosa giusta da fare. Fiere per B2 è anche la possibilità tranquilla. Guadagnare un pedone e basta. Però penso che anche per la situazione del tempo, siccome ho 30 secondi e basta, questa mi conviene. Ok, ok, ha fatto... Non si è fidato, cioè si è fidato del mio sacrificio. Adesso forse il fiore H2 è anche interessante. Fiore H2 probabilmente lui giocherà RH1 è l'unica difesa. Se mi mangia l'alfiere perde subito per via di torre G8 e su re H1 donna F3 matto. Quindi adesso deve... No, si prende matto sicuramente, perfetto. E adesso matto deve coprire di donna e matto in F3. Uff, questa è andata bene. Andiamo a vedere un attimo quella situazione là. E4. Esatto, G3 è un po' la mossa incriminata perché se si può evitare questa spinta sarebbe il caso di evitarla perché abbiamo visto tutti i problemi che ha dato successivamente con l'indebolimento dell'arrocco. E C5 è la mossa che il bianco dovrebbe fare, però su C5 appunto stavamo vedendo questa variante, fiore per H2, re per H2, cavallo G4, re G1 e donna H5. Dopo donna H5 questo matto non sembrava evitabile e in effetti è così. Però un'altra difesa tipica è mettere il re in G3, adesso il nero ha sacrificato un pezzo quindi deve giustificare qualcosa. Però, ok, probabilmente su Regi 3 è molto più confusa la situazione, però il nero ha due pedoni dopo la presa in D5 di torre. E quindi, boh, per esempio H5 per difendere il cavallo, il re starà immensamente esposto per molte altre mosse, però il bianco è un pezzo in più, quindi equilibrio molto sul filo del rasoio. C5 forse sarebbe stata una possibilità. E niente, spero che vi sia piaciuto questo video, ci vediamo sempre tra 2 o 3 giorni per il prossimo. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!